Salve a tutti, ben ritornati nel canale. Forse potete notare che c'è qualcosa di diverso in me, mi sento più giovane, mi sono dovuto tagliare la barba perché mia moglie mi diceva che sembrava un zoticone e allora l'ho dovuto accontentare. Ragazzi, non dite mai di no alla moglie, la moglie c'ha sempre ragione. Poi fate come cazzo vi pare, però non ditegli mai di no, è contro natura. Bene, allora, in questa bellissima puntata che vi sto a presentare oggi, vi volevo parlare di 4 cose che tutto il mondo ci nasconde. 4. 4 cose che non sono neanche piccole. Partiamo subito. Allora, il mondo. Tutti quanti sappiamo che la Terra è sferica, giusto? Beh, vi hanno detto delle cazzate, perché la Terra non è sferica, è piatta. Allora, se facciamo un calcolo della sfericità della Terra, praticamente abbiamo di circonferenza 45.000 km. Se noi dividiamo questa circonferenza per arrivare a sapere quanto di curvatura ci abbiamo per chilometro, ce lo dice Wikipedia. Wikipedia ci dice che ci abbiamo, e infatti sto proprio guardando io adesso, potete andare anche voi a controllare se che non vi dico le minchiate, ci abbiamo circa 8 cm per chilometro di curvatura. Tu dimmi quando vai al mare, per così, per così tu dimmi dove vedi questa curvatura. Io non la vedo, sinceramente non la vedo. Questa è la prima cosa. Parliamo del secondo segreto. L'essere umano. Tutti dicono che prima c'era l'Homo sapiens, invece no. Prima dell'Homo sapiens c'era, come c'era l'Homo erectus, c'era l'Ormofodonte, c'erano diversi tipi di Homo. Però quello che non hanno detto dell'orangotango. L'orangotango c'era prima dell'Homo sapiens, prima dell'Ormofodonte. L'orangotango infatti hanno estrapolato, hanno sfruttato questo povero animale, hanno estrapolato da questo animale 2 cose, il tango, il pallone, e il tango, il ballo. E quindi prima che l'uomo imparasse a parlare, a scrivere, sapeva fare queste 2 cose, giocare a pallone e ballare il tango. Cioè, il tango veniva ballato non tanto per una questione di bellezza, diciamo, che ballavi per bellezza, così per sbatterti i coglioni come si balla adesso. Diciamo che quella volta si ballava per comunicazione, nel senso che se uno faceva una torre dall'altra parte della montagna che era bella grande, tu eri geloso e il ballo consisteva nel pigliare il primo violentemente, in prima persona che c'era vicino a te e ballare un po' muovendolo di qua e di là, sbattendolo forte, così l'altro capiva, ah, sta ballando il tango della gelosia. E lì, allora, a quel punto là, si capisce che quell'altro poteva fare il tango della felicità, nel senso che il tango della felicità consisteva nel prendere violentemente quello che c'era vicino a te o quella che c'era vicino a te e ballare saltellando e gioendo, nel senso che glielo fai apposta, capito? E quell'altro cosa doveva fare? O si faceva una torre più grande, così faceva il tango della bellezza, della gioia, quello vedeva il tango della gioia, faceva il tango della gelosia e via dicendo e costruivano queste torri sempre più grandi. Oppure c'erano quelli che si ritiravano, facevano il tango della solitudine, che consisteva nel pigliare qualcuno violentemente vicino a te, lo chiudevi dentro un uraghe per un mese e te ne stavi in solitudine, così funzionava. Vabbè, andiamo avanti. Terza cosa, lo spazio. Siamo sicuri che sono andati nello spazio? O vi stanno a pigliare per culo? Vi spiego perché vi stanno a pigliare per culo. Allora, sulla Luna non ci sono nari, te lo dico subito, non ci sono nari sulla Luna, perché? Perché, secondo voi, ci sono andati con questa roba sulla Luna? Guardiamo le immagini. Guarda, mio cugino per Carnevale ne ha fatto uno più bello, cioè, sinceramente. Ma poi non è quello, c'è anche le immagini. 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. X5. Tipped over. Praticamente quando se ne va Armstrong dalla Luna, quando partono con la navicella per ritornare sulla Terra, si vede questa telecamera che li inquadra, poi dopodiché Armstrong parte, zooma, alza, lo inquadra ancora bene mentre sta salendo. Ma io a questo punto voglio chiedere una cosa, signori della NASA, a chi cazzo avete lasciato sulla Luna a filmare? Avete lasciato un cameraman, eh? Va bene, poi andiamo avanti. Poi vi dico perché non esiste lo spazio. Voi provate a pigliare l'aereo. Pigliate l'aereo. A un certo punto, quando state volando, che siete arrivati alla quota giusta, mi sa che sono 10.000 metri,
state volando di giorno, voi guardate sopra e guardate sotto. Uguale, blu è sopra, blu è sotto, quindi sotto sappiamo che c'è il mare e sopra ci sarà il mare. Infatti molte volte io viaggiando mi sembra di volare a testa in giù. Non so se a voi vi è mai capitato. E questo era questo quarto e ultimo segreto. E il mondo va avanti così. Ricordatevi che tra dire e fare c'è di mezzo la montagna, sempre. Ricordate, c'è una salita di informazioni e una discesa di cazzate. Va bene, dai, vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video fino in fondo, mi raccomando iscrivetevi al canale perché vi porterò altre novità, altre notizie e ancora tanto altro che potete aspettarvi da questo canale. Grazie a tutti e ci vediamo nella prossima puntata.